Si è parlato di una transizione energetica che è una sfida difficile, che presuppone un equilibrio tra ambizione legata alla decarbonizzazione, contrasto ai cambiamenti climatici, con un realismo, un pragmatismo che è doveroso visto che il sistema energetico è complesso e per cui bisogna pensare non solo alla sostenibilità ambientale ma anche a quella economica e sociale, a garantire la sicurezza del sistema energetico. Non possiamo vivere l'esperienza della Spagna dello scorso mese di aprile, bisogna agire per ridurre la dipendenza energetica che è alta nel Paese, noi importiamo i 3/4 dell'energia che consumiamo e poi pensando a un'energia che abbia dei costi contenuti, questo per la competitività delle imprese, per i bilanci delle famiglie e anche delle pubbliche amministrazioni. Ecco, il GSE sta cercando di dare questo contributo come braccio operativo al governo. Noi sosteniamo sviluppo delle rinnovabili ma soprattutto di efficientamento energetico, di mobilità sostenibile, monitoriamo la transizione, assistiamo, supportiamo le imprese e le pubbliche amministrazioni, facciamo promozione sul territorio anche per diffondere la cultura della sostenibilità, perché nel nostro Paese è ancora elevata la sindrome di NIMBY e di NIMPTO.